Ciao da Nicoletta e direttamente dalla TV svizzera, dall'RSI. Oggi vorrei leggerti una pillolina che parla delle ranocchie nella panna. C'erano una volta due ranocchie che caddero in un recipiente di panna. Immediatamente intuirono che sarebbero annegate. Era impossibile nuotare o galleggiare a lungo in quella massa densa come sabbie mobili. All'inizio le due rane scacciarono nella panna per arrivare al bordo del recipiente, però era inutile, riuscivano solamente a sguazzare nello stesso punto e ad affondare, proprio come le sabbie mobili. Sentivano che era sempre più difficile affiorare in superficie e respirare. Una di loro disse a voce alta: "Non ce la faccio più, è impossibile uscire da qui, questa roba non è fatta per nuotarci. Dato che morirò, non vedo il motivo per il quale prolungare questa sofferenza. Non comprendo che senso ha morire sfinita per uno sforzo sterile e inutile." E detto questo smise di calciare e annegò con rapidità, venendo letteralmente inghiottita da quel liquido bianco e denso. L'altra rana, più perseverante, forse più cocciuta, disse fra sé e sé: "No, non c'è verso, non si può far niente per superare questa cosa. Comunque, dato che la morte mi sopraggiunge, preferisco lottare fino al mio ultimo respiro. Non vorrei morire un secondo prima che giunga la mia ora." E continuò a scalciare, a sguazzare, sempre nello stesso punto, senza avanzare di un solo centimetro, per ore e ore. E ad un tratto, per tanto scalciare, agitare, scalciare, la panna si trasformò in burro. La rana sorpresa spiccò un salto e pattinando arrivò fino al bordo del recipiente. Da lì non rimaneva altro che tornare a casa gracidando allegramente. Qual è il senso? L'ho letta anch'io in presa diretta con te. Qual è il senso? Non mollare. Quando vuoi qualcosa, vai avanti, continua a dare tutto il te stesso, continua a dare il tuo massimo fino all'ultimo respiro. Dai tutto ciò che è dentro, dai tutto ciò che senti dentro. Nel lavoro, nella vita c'è qualcosa che non funziona, ti sembra di essere immerso nelle sabbie mobili, ti sembra che qualsiasi cosa accada non ci sia verso di andare oltre. Fallo, agisci con determinazione, agisci con forza, agisci con quella determinazione che puoi trovare in te, perché se sai che è importante dare tutto te stesso, probabilmente la vita ti ripagherà in un modo molto forte. Grazie, alla prossima, ciao! It's all around.